San Gregorio Armeno per me è la mia passione, è il mio amore più grande, è quella cosa che devi tenere, devi custodire caro e la devi difendere. Io dico sempre che San Gregorio Armeno è un teatro a cielo aperto. Sicuramente è un luogo importantissimo dove trascorro la stragrande maggioranza della mia vita, dove ho i miei interessi, dove ho la mia bottega. Quindi possiamo dire che famiglia, casa, tutto assieme. Per me San Gregorio è stato l'artefice della mia più grande passione, diciamo, mi ha fatto innamorare del presepe napoletano. San Gregorio almeno è una fonte di ispirazione, è il mio lavoro, è dove volevo stare e ci sto. San Gregorio almeno è il centro del mondo del presepe napoletano. È sicuramente una strada, la strada più importante di Napoli, è pittoresca e sia come posizione. È arte, è cultura, è la vita quotidiana di noi napoletani, quindi rappresenta tutto il folklore di Napoli, secondo me. È la seconda casa. È sempre stata una vetrina d'arte, un luogo d'arte dove si possono ammirare le varie statue, i vari dipinti. Ecco, una vetrina vera e propria. È il cuore pulsante della cultura di Napoli. Qua in questa strada nasce cultura di ogni genere, di arte, di musica, di tutto, è proprio il cuore di Napoli. Se non c'è San Gregorio non c'è cuore e non c'è battito. Ma per me San Gregorio Armeno è tutto, cioè è famiglia, è il mio crescere da piccolo. Per me mi ricordo da bambino quando uscivo da scuola, già dalle elementari arrivavo qua che papà stava dalla mattina alla sera qui in bottega a inchiodare i presepi a tutta forza, e io già mi mettevo a giocare con l'argilla da piccolino perché mi piaceva proprio modellare. Perciò per me San Gregorio e le botteghe per me è proprio un motivo di orgoglio. Io ci sono nato e cresciuto a San Gregorio Armeno. Vengo anch'io da famiglia di pastorali di San Gregorio Armeno, rappresento la terza generazione e ho questa passione tramandata di generazioni e crescendo ho imparato a fare un po' di tutto. San Gregorio Armeno intanto è una delle vie più famose e iconiche della città di Napoli, è una di quelle che normalmente vediamo nel periodo natalizio in televisione, ma che in realtà è vivace, è vitale in tutto l'anno, perché i presepi e i pastori che vediamo a Natale sono frutto di un lavoro che dura per tutto l'anno. Buongiorno! Si chiama San Gregorio Armeno perché lì a metà strada c'è proprio la chiesa dedicata al santo. Si chiama via San Gregorio Armeno ovviamente per il grande complesso di San Gregorio Armeno che cominciò ad essere costruito intorno al Medioevo. Siamo nell'età dei Normanni, quando il regno del sud viene unito, ma già nell'antica Roma quello era un posto frequentatissimo, anzi forse molto probabilmente c'era il tempio della dea Demetra, che in latino era la dea Cenere, appunto. Cosa è rimasto al giorno d'oggi di questo tempio greco? Salendo la strada proprio all'altezza della bottega Alpa Presepi, dove c'è il maestro Aldo, come possiamo vedere, appena arrivati alla bottega Alpa Presepi, qua sotto ci ritroviamo un piccolo bassorilievo rappresentante una canefora della dea Demetra, conosciuta anche come Cerere, figura femminile associata a quello che era il culto di Demetra, giovani donne che con dei canistri sacri, ossia canai, facevano delle processioni e dei sacrifici. Molto probabilmente, secondo altri archeologi, potrebbe esserci lì c'era un Augusteum. Che cos'era? Era un tempio dedicato ad Augusto o agli imperatori romani, quindi non ne siamo certi, però la certezza è che San Gregorio sin dall'antichità era una zona dove si producevano appunto una specie, ovviamente tra virgolette, di pastori, perché già all'epoca c'erano delle botteghe, molto probabilmente, che producevano degli ex voto in favore alla dea Cerere, se c'era, o ad Augusto, all'imperatore che era divinizzato.
San Gregorio Armeno è sempre stata, diciamo, il posto dove dall'antico Settecento gli scultori napoletani hanno iniziato questa tradizione, laddove le botteghe erano presenti in questa stradina. Però c'è stato, diciamo, un andamento non costante come oggi, si concentrava soltanto nel periodo natalizio, tra novembre e dicembre. San Gregorio non permetteva, diciamo, un lavoro continuo, erano poche famiglie che portavano avanti questa tradizione, talmente della passione che avevamo per il presepe, di riuscire con i sacrifici a far conoscere San Gregorio in tutto il mondo e a realizzare quello che è diventato oggi. Oggi è diventata una strada tutta di artigiani e di commercianti del presepe napoletano e a tempo pieno. Non mollando e andando avanti e cercando di aprire man mano, non 2 mesi, ma 3, ma 4 e ma 5, siamo arrivati ad un punto che, diciamo, San Gregorio oggi è conosciuto in tutto il mondo e con lo sviluppo turistico ci permette di esercitare la nostra passione, il nostro lavoro un anno intero. Abbiamo visto tante fasi della, chiamiamo Fiera dei Pastori, si chiamava Fiera dei Pastori, allora sappiamo dalle fasi iniziali ad oggi il cambiamento che c'è stato, quindi per noi è molto diverso. San Gregorio Armeno sì, un tantino è cambiata, perché con l'afflusso del turismo negli ultimi tempi è anche un turismo di bassa qualità, quindi sono aumentato di molto i souvenir più che altro. Ma come bottega di San Gregorio cerchiamo sempre di tenere quell'artigianato puro che caratterizza un po' questa strada e diciamo che forse è una delle ultime strade di Napoli che riesce a mantenere questa tradizione e questa artigianalità. È cambiata in meglio, cambiata meravigliosamente in meglio, perché adesso è apprezzata da tutti. Io mi ricordo negli anni post terremoto 81, 82, 83, 84, questa via era completamente desolata ed c'era aperto soltanto papà e la buonanima di un altro scultore che stava un po' più giù. Il resto degli avventori, il resto dei negozianti aprivano semplicemente il 1° di novembre e chiudevano 24. Dopodiché c'era una sorta di coda dove vendevano un po' di giocattoli per l'Epifania, un po' che i vestiti di carnevale e poi si chiudevano e si riattavano. Chi diventava salumiere, chi diventava venditore di trippa, chi diventava macellaio, però c'era pochissima gente, la sera figurati alle 5 faceva paura, tu ti la chiudo era India, che la stufetti era fatica. Trasformare un vicoletto napoletano, qualunque, come tanti altri che ce ne sono, in una strada tutti i giorni bersagliata con piacere da tantissime persone che vengono attratte da questo vicoletto di 200 metri circa, c'è un perché, quindi vuol dire tanto. Se dall'America, dalla Germania, dalla Spagna, dalla Cina, dal Giappone vengono qui per immettersi in questo vicoletto, vuol dire che ci sono dei degni e degli importantissimi motivi. Io sono cresciuta in questa strada che è famosa in tutto il mondo, ma quando ero piccolina mi ricordo che era affollatissima solo nel periodo di Natale. Adesso ho 30 anni, sono una delle artigiani più giovani di San Gregorio Armeno insieme a mia sorella e posso dire che è una strada frequentata tutti i giorni. Noi siamo vivi 365 giorni all'anno e tutti i giorni portiamo avanti la tradizione e l'artigianato, quello vero. San Gregorio Armeno non era così forte come strada prima. Quando io ho aperto la bottega 15 anni fa, era il periodo che con la globalizzazione ci stavamo unendo ad altri mercati, quindi in quel periodo l'artigianato napoletano è passato in secondo piano. Qui c'erano morti e feriti, ma forse anche noi non credevamo più in noi stessi, perché giustamente era avvilente come situazione. Con l'arrivo di Dolce & Gabbana, che ci dobbiamo dare merito, perché grazie a lui che ha festeggiato il suo 30° compleanno dedicandosi a questa strada, perché lui fece di questa strada una passerella, forse le persone si sono un attimo detto fammi vedere un attimo che cos'è questa strada che ha scelto Dolce & Gabbana, e gli stessi napoletani che poi dopo si sono ricreduti e hanno fatto risalire l'artigianato napoletano, che secondo sempre il mio avviso il Made in Napoli è uno dei top a livello di commercio, no? Perché noi siamo i numeri 1 in tutto, scusatemi, non ve ne vogliate, ma è la verità. Invece adesso è meta e ci inorgoglisce molto di quella che è la Napoli che conta. Prima mi ricordo che tutti quanti vanno a via De Mille, via San Pasquale Acciaio, via Filangieri, ma è San Gregorio Armeno, ragazzi, e che dire di più? È la cosa più bella del mondo.
e poi vogliamo mettere il fascino che tiene questo piccolo perimetro di storia. Qua ci sono stati i Greci, ci sono stati i Romani, ci sono stati i più grandi, San Gennaro dice che ha vissuto qua giù, c'è stato Caravaggio, ci sono state tante di quelle figure che oramai rimarranno indelebili nella nostra storia. Il fenomeno Covid ha dato una grande mazzata a San Gregorio perché ci siamo ritrovati con le botteghe chiuse, con un codice ateco che non era idoneo all'arte presepiale perché ci associavano alle grandi fabbriche di piastrelli usando l'argilla. Le grandi fabbriche di piastrelli restavano aperte e noi non avevamo neanche il sussidio. Costituimmo un'associazione un po' per dare voce a questi artigiani. A San Gregorio non ci sono i grandi impresari, ci sono gli artigiani. E con 3-4 progetti molto importanti abbiamo fatto in modo di superare questo periodo molto brutto. Tutelare gli artigiani come? Vincolando San Gregorio Armeno alla sola arte presepiale. Se qualcuno oggi va in pensione oppure vuole chiudere, vuole andare via, quel negozio deve essere fittato da un altro artigiano di presepi e di pastori, perché in quei momenti brutti abbiamo avuto delle invasioni di altri mestieri, quindi si poteva snaturare questa arte che va conservata e secondo me in un altro progetto va anche riconosciuto come patrimonio immateriale l'arte del presepe napoletano. Abbiamo avuto dei finanziamenti tipo sponsor che a supporto della strada e poi abbiamo un grande progetto, questo sempre alla salvaguardia e portare avanti questa tradizione, che è la scuola del presepe napoletano. Siamo quasi addirittura d'arrivo, dovrei avere a breve un sito che la nostra chiesa, il nostro vescovo di Napoli ci affiderà, una chiesa di San Biagio del Fontanella dove incominceremo a fare la scultura per i pastori napoletani. Questo è molto importante, insegnare ai ragazzi di oggi, che Napoli ha tanti ragazzi che oggi non lavorano, di quartieri pure un poco, come ben sappiamo, che si potrebbero anche perdere in queste situazioni. Invece noi con questa scuola invoglieremo al lavoro, perché è un lavoro affascinante, un lavoro bellissimo. C'ha 5 indirizzi, dalla scultura, alla scenografia, alla pittura, c'è la cera, le miniature di cera, poi c'è la sartoria del costume settecentesco napoletano, un mondo di tutto ricami, seta, stoffe varie, per ogni ceto sociale del presepe, perché il presepe napoletano è un contenitore, raccoglie tanti popoli, e vengono vestiti in base al ceto sociale, i ricchi con la seta, i poveri con le stoffe più semplici. A San Gregorio Armeno non ci sono solo pastori, c'è anche proprio l'arte della scaramanzia, perché è proprio una vera e propria cultura. Io dico sempre che ogni napoletano che si rispetti, insieme alla croce e al rosario, porta sempre anche un corno in tasca. Quello che facciamo con la nostra famiglia da circa 20 anni è la produzione di corni portafortuna. Noi siamo conosciuti proprio per questo, perché facciamo i corni originali, perché il corno originale qual è? È quello fatto a mano. Un personaggio fondamentale del presepe napoletano è il Benino. Benino è il giovane che dorme e sogna il presepe, perché si riallaccia a San Gaetano Tien, che ebbe in sogno la Madonna che gli porgeva il bambino, proprio qua, a Piazza San Gaetano. E lui interpreta questo sogno come ognuno di noi, nelle nostre case, dovessimo accogliere il bambino. E quindi costruì il presepe con tutti i personaggi. Quindi il sogno di Benino è il sogno fondamentale del presepe napoletano. Perché per me il presepe non va solo guardato, va anche raccontato. È tutta una filosofia che io cerco di inculcare ai giovani che intraprendono il primo presepe in casa. Quella che prediligo tanto è la Carmela, il pastore dell'abbondanza, la vecchietta buona che portava pane e freselle, e poi c'è sta Umunaciel, e proprio sono l'accoppiata vincente che poi porta pure bene. Il riferimento della scenografia, originale dello stile settecento napoletano è che praticamente fai come vuoi nel senso di fantasia, però l'importante è avere la natività, il mistero, la Sacra Famiglia al centro della quotidianità. Quindi perciò facciamo Sacra Famiglia, casa rustica con tavola imbandita che sarebbe il sacro e profano, e poi c'è la parte rustica con il dormiente, il sognatore del presepe, le campagne, le montagne.
Io sono la moglie di un ragazzo che rappresenta tutto quello che viene in questa bottega, ovvero un artista, fa tutto quello che c'è in questa bottega, ed io ho voluto fortemente imparare a vestire i pastori, nonostante io non sia né figlia d'arte né di questo posto. Quindi io vesto i Pulcinella, vesto le Belle Embriane, vesto gli Sciosciò, vesto i Monacelli, vesto le Natività, vesto gli Angeli. Un ricordo legato nasce proprio all'inizio, che mi sono appassionato a questo lavoro, è mio nonno. Mio nonno creava i salumi, i banchetti per il presepe napoletano. È stata lui la mia fonte di ispirazione. Diciamo che la mia bottega è specializzata nella realizzazione di pastori, quindi personaggi del presepe. Quando realizziamo un volto comunque ci ispiriamo soprattutto al presepe del Settecento, quindi personaggi che devono comunque rendere conto a un'epoca e a un periodo storico. Il mio segno distintivo è riportare la tradizione, il vecchio lavoro, fatto con le stesse cure, gli stessi materiali che si usavano all'epoca. Il mio punto forte è proprio modellare l'argilla, veder nascere un pastore, una testina, un animaletto, così da un pezzo di argilla, dal nulla. Ho iniziato anche io dal presepino, dal cornino, ho fatto tanta gavetta. Dopo 20 anni ormai che faccio questo lavoro, mi sto levando tante soddisfazioni. E la cosa che mi piace magari che quando incontro per strada una persona con un viso particolare o dei tratti somatici particolari, mi piace evidenziare questi tratti somatici particolari anche nei pastori. La nostra bottega è proprio specializzata di produrre statue da foto, sia sacre che attuali, politici, santi, tutto quello che possiamo riprodurre da foto a farla diventare statua. Bambini vedendo mamma che abbassava il paniere, adesso lo fanno le nostre mogli, e a Napoli si usa ancora questa cosa, mettiamo la donna al balcone sul presepe che abbassa il paniere. Ricordo che mio nonno, mia nonna nel vicoletto di fronte abitavano nei bassi e poi a Natale facevano la fiera perché era stagionale, non era tutto l'anno come adesso. La domenica facevano una tavolata con 20-30 persone a mangiare tutti nel vicoletto, ecco la tavola imbandita che riportiamo sulla scena del presepe. Tutte queste scene che abbiamo vissuto, che vediamo della Napoli quotidiana, la riportiamo sul presepe. Questa è la differenza del presepe napoletano. Il corno portafortuna, tutti pensano che il corno sia un portafortuna, in realtà il corno, per essere precisi, è un amuleto di protezione che protegge dalle negatività e dalle malelingue. Questo che ho tra le mani è fatto a mano da noi in terracotta di un materiale poroso che deve potersi rompere e dopo vi spiego perché. La sua forma un po' storta ricorda il fallo del dio Priapo, che era questo dio che aveva questo fallo di enormi dimensioni che in antichità veniva considerato sacro. Lui era il dio dell'abbondanza, della pesca, della fertilità e della prosperità. Quindi se noi ad oggi andiamo a Pompei, vedremo questi falli rappresentati fuori le porte. La Chiesa vietò la riproduzione fallica e si iniziarono a sostituire a questi falli le cascate di peperoncino, che con i loro semi piccanti allontanavano le malelingue. E questa corona che vedete sulla sommità è importantissima perché quando fu donato il corno alla regina Margherita, per impreziosirlo fu messa una corona sulla sommità, che simboleggia divinità, potenza e ricchezza, quindi il corno classico è proprio questo. Un'altra cosa non meno importante è che il corno deve essere sempre attivato da chi lo regala o da chi lo produce. Si prende il corno, con la sua punta bisogna pungere il palmo della mano sinistra della persona a cui si sta donando, fa stringere il corno nella mano e da quel momento in poi il corno sa che ti deve proteggere e che ti deve appunto portare fortuna, proteggendoti dalle negatività e dalle malelingue. Quando il corno si rompe vuol dire che saturo di energie negative ti ha protetto, va lavato e gettato via oppure interrato in una pianta. Eccolo qui, è lui, il più discusso della strada. Lui praticamente nelle case antiche napoletane c'erano i pozzi. La donna, che ne sa una più del diavolo, aveva l'amante. Quando c'era il marito in casa non si poteva incontrare con l'amante, allora l'amante gli lasciava il regalino sul pozzo. E
la donna diceva oh una cella mi ha lasciata bella cosa, una delle storie più antiche secondo me della nostra cultura. Il pastore napoletano del Settecento viene realizzato con la testa in terracotta, quindi un blocco di argilla dove vengono scolpite le sembianze umane, mentre mani e piedi sono dei blocchi di legno. Oggi noi utilizziamo il tiglio o acero per questa realizzazione. Poi successivamente la testa in argilla viene cotta, quindi si trasforma in terracotta. Vengono incassati all'interno delle orbite delle sfere di vetro, quindi in pratica sono occhi retrodipinti. Questo effetto del vetro rende, diciamo, l'occhio più realistico. Tutto viene assemblato su un corpo di fil di ferro e stuppa. E una volta sono andato a montare un presepe nel Colosseo. Siamo stati in esposizione tutto il mese di dicembre. Io ho riprodotto il Cristo velato in una misura da 45-50 cm. Un aneddoto di famiglia che papà ci raccontava sempre, noi eravamo bambini, che da lui venne il maestro Edoardo De Filippo e gli commissionò tutta il semilavorato, il presepe finito per la commedia Natale in casa Cupiello. E De Filippo voleva pagare mio padre e papà disse maestro non voglio niente soldi, e lui gli mandò una persona con una busta con 2 biglietti di prima fila per far vedere la commedia a mia mamma e a mio padre. E questo per noi è una cosa che su questo contesto lavorativo è un orgoglio. Una cosa che comunque mi ha emozionato è quando, diciamo, c'è stata in occasione della sfilata di Dolce & Gabbana che passa Sofia Loren, che comunque per me è tutto e quindi comunque mi ha fatto emozionare. Infatti comunque conservo con cura la foto che ho fatto con lei. Allora, io ricordo veramente con affetto Lucio Dalla, mi ricordo proprio, io ero in questa stanza mentre stavo sistemando un presepe e sentii una voce dalle scale che saliva, che faceva così in un napoletano molto diciamo costruito, sputa man faccia se non mi accattano presepe. Era il grande Lucio Dalla che insieme al suo avvocato, che tra l'altro è napoletano, salì qui, era il giorno dell'Epifania, se non mi sbaglio il giorno precedente, e mi ordinò il presepe per l'anno dopo, che io consegnai a Via d'Azeglio, tra l'altro con una particolarità. Il presepe era tondo, adesso è in bella mostra a Via d'Azeglio numero 24 dove c'è il famoso museo Dalla, un trenino che gira, perché lui diceva che il trenino rappresentava un po' quella che come ti devo dire, la sua fanciullezza, e un uomo non cresce mai, diventa sempre un po' fanciullo, è sempre un po' fanciullo. E speriamo di portare avanti per sempre questa antica tradizione, perché l'afflusso di turismo è tantissimo e il nostro scopo è quello di divulgare al massimo, ecco, vedi, questa nostra identità territoriale. Questa nostra strada che va tutelata dalle autorità e anche da noi stessi. Si chiama San Gregorio Armeno perché lì a metà strada c'è proprio la chiesa dedicata al santo che porta il nome. Molto probabilmente, secondo altri archeologi, potrebbe esserci lì. C'era un Augusteum. Che cos'era? Era un tempio dedicato ad Augusto o agli imperatori romani. Quindi non ne siamo certi, però la certezza è che San Gregorio, sin dall'antichità, era una zona dove si producevano appunto una specie, ovviamente tra virgolette, di pastori, perché già all'epoca c'erano delle botteghe, molto probabilmente, che producevano degli ex voto in favore alla dea Cerere, se c'era, o ad Augusto, all'imperatore che era divinizzato. Ed è la via dei pastori, delle botteghe, della tradizione, del nostro artigianato e delle nostre eccellenze, del saper fare napoletano, delle nostre mani. Ma Napoli è un presepe e il messaggio che possiamo mandare è che tutti dobbiamo essere sempre come i pastori sul presepe. I pastori sul presepe sono tutti allegri, sono tutti quanti spensierati nonostante abbiano tante di quelle problematiche, ma chi è che non le ha? Però bisogna vivere la vita, perché è una cosa meravigliosa, è un dono. Sono nata alla sanità ma vivo qua da 30 anni e ci mangio e ci bevo qua. È sempre un numero uno San Gregorio a me e senza scioscio non posso, e purtroppo scioscio ci esce, ma te ne parli quando scattella in video ce lo si andrà a morire.